associano pure agli sposi, ai testimoni, ai genitori, benissimo associa, no? Che significa? Lo spiego un momento, non ci capite pure. Bibi, ma associa è semplice, no? Ah, c'è semplice, ma come non ci capite? Gli faccio un palazzo e tu hai casalino, ma che sei scemo? Ma non si è visto mai che uno si associa agli auguri di una persona. Senti, ma io e te siamo una coppia. Una coppia? Stiamo insieme, no? Ma come siamo una coppia e stiamo insieme? Chi scopre che sei di cose, non è bimbi. Ma perché devi dire le cose sono davanti alla gente? No, se tu c'è un difetto congeniale, che piccolino nessuno lo sa, ma solamente io lo so. Ma perché me lo devi dire davanti alla gente? La gente non mulea! Non c'è nessun difetto! Anzi, nessun difetto, guardate la faccia di stai proprio scemo. Tu stai provocando il difetto, nessun difetto. Ma poi ti permetti di dire davanti alla gente siamo una coppia e stiamo insieme. Di te cosa si dirà un domani? Ma si scemo! Senti, io e te siamo un duo. Lavoriamo insieme. Benissimo. Poi saluto gli auguri che hai fatto tu. È come se l'avessi fatti io. Oh bene, allora qua non ho capito bene. Ma penso che io e te siamo insieme. Ma tutto quello che faccio io è come se lo facessi tu. Esatto, bravo. E allora non ci capito, a me mi provo tutto l'altro, come chi sei scemo. Ma non si è visto mai che uno si associa agli auguri di una persona. Non è giusto. Ma perché ti associ agli auguri di una persona? Non ti devi associare agli auguri di una persona. Però io voglio... Guarda che è brutto associarsi agli auguri di una persona. È